Assessore Vito, ci troviamo sull'Alveo dell'Isonzo, nei pressi di Turiaco, per un'importante opera della Regione proprio a tutela dell'ambiente ma anche della sicurezza dei cittadini. Sì, è un'opera importante, andiamo insomma, a riqualificare un tratto del fiume che negli anni, non essendo stato soggetto a degli interventi di manutenzione, aveva visto in particolare un'erosione spondale abbastanza importante. L'intervento è un intervento utile, è un intervento che ripristinerà una scogliera che appunto in questa zona ormai mostrava dei manifesti segni di intaccamento e la valenza di questo intervento senza dubbio è a tutela della sicurezza del parco dell'Isonzo, quindi diciamo della comunità di Turiaco, ma è senza dubbio anche un intervento interessante da un punto di vista così di qualità e paesaggistico, perché effettivamente il lavoro verrà fatto tenendo conto di tutti questi aspetti ambientali, quindi di tutela ma anche di valorizzazione di una delle zone senza dubbio più belle che abbiamo nella nostra regione da un punto di vista ambientale e di biodiversità e diciamo di fauna e flora presente nel territorio. Ecco, Assessore, in questi giorni quello che sta accadendo si vede l'importanza della prevenzione. In questo la Regione Friuli-Venezia Giulia in questi anni ha attuato tutta una serie di interventi che proprio sono nel segno della prevenzione e soprattutto di fare in modo che il territorio sia sicuro. Sì, abbiamo in questi anni veramente fatto uno sforzo importante per cercare di riempire di contenuti il concetto di prevenzione, quindi non interventi soltanto d'urgenza, quindi non con un lavoro importante chiaramente, ma diciamo più dedicato a quella che dovrebbe essere la protezione civile, ma invece lavori che l'assessorato all'ambiente, la direzione dell'ambiente promuovono sul territorio proprio per diciamo mettere in sicurezza quello che è lo stato, la qualità dei fiumi e anche del territorio, perché a fianco a tutto il lavoro che si sta facendo sui corpi idrici c'è anche quello della tutela contro le frane in montagna, no? Quindi un lavoro veramente importante, le risorse sono cresciute in maniera esponenziale, abbiamo stanziato molti milioni di euro, ricordo che solo nel 2016 sono circa quasi 28 milioni e il grosso lavoro che noi facciamo è attraverso non solo i servizi della difesa del suolo e del geologico, ma in particolare grazie alla collaborazione con i consorzi di bonifica. I 3 consorzi di bonifica della nostra regione sono senza dubbio un braccio operativo importante con il quale la collaborazione sta dimostrando risultati assolutamente proficui. Quindi quest'anno sarà senza dubbio un anno di molti cantieri aperti, quindi facciamo bene al nostro territorio e anche diamo un segnale importante all'economia, perché stiamo parlando comunque di investimenti significativi che sono senza dubbio importanti e di interesse, penso, sotto tanti aspetti. Quindi il ruolo della Regione è quello di vigilare, di controllare che le cose vadano avanti con un cronoprogramma serrato in modo che effettivamente poi i cittadini percepiscano i risultati e la buona qualità del lavoro che si sta portando avanti.